Svolta clamorosa nell'inchiesta che da mesi aveva attirato l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. La Procura di Vicenza contesta ad Adriano Cappellari, collaboratore esterno di alcune testate locali, di essere l'autore dell'attentato incendiario avvenuto il 30 maggio davanti alla propria abitazione di Enego e delle precedenti intimidazioni denunciate tra il novembre 2025 e il febbraio 2026. Questa mattina i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Bassano del Grappa hanno eseguito un decreto di perquisizione personale domiciliare e informatica firmato dal procuratore capo della Repubblica di Vicenza Giorgio Lino Bruno. Le ipotesi di reato sono pesanti: incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. Secondo gli investigatori, gli episodi denunciati da Cappellari presentavano caratteristiche pressoché identiche: lettere con minacce di morte rivolte a lui, alla Presidenza del Consiglio e a Don Maurizio Patriciello, fotografie con i volti cerchiati in rosso, anche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e contrassegnati da una X, fino all'esplosione del 30 maggio, quando un ordigno incendiario provocò danni agli immobili vicini. Proprio quell'episodio avrebbe segnato la svolta delle indagini. Gli specialisti del RIS hanno analizzato il materiale recuperato sulla scena, risalendo alla marca delle bombolette di gas e dell'alcol utilizzati. Attraverso gli acquisti effettuati su una piattaforma di e-commerce, i carabinieri di Bassano hanno accertato che, pochi giorni prima dell'attentato, gli stessi prodotti erano stati ordinati e pagati dallo stesso Cappellari con la propria carta di credito e consegnati direttamente alla sua abitazione. Secondo la procura erano le uniche forniture di quel tipo recapitate nel comune di Enego. Gli investigatori evidenziano inoltre che l'altezza dell'uomo travisato ripreso dalle telecamere è compatibile con quella di Cappellari e che gli orari registrati dal sistema di videosorveglianza sarebbero coerenti con la ricostruzione accusatoria. Nel frattempo, proprio a seguito delle denunce presentate, allo stesso Cappellari erano state assegnate misure di protezione da parte delle forze dell'ordine, con vigilanza dedicata e perfino una vettura istituzionale con personale dell'Arma dei Carabinieri per accompagnarlo negli spostamenti, compresa la partecipazione alla partita del cuore all'Aquila. Le accuse sono al momento contestazioni formulate dalla Procura e dovranno essere verificate nel prosieguo del procedimento nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.